Adesso inviterei la seconda parte, per la seconda parte di questo intervento, i tre relatori più tecnici, diciamo, che ci esporranno adesso gli interventi a cui si pensa di... Il primo, peraltro, l'architetto Giorgio Rossini, presenta il tema architettura e interventi di restauro all'isola, e la sua presenza qui è un genovese, a proposito di ricordi, diciamo, tra Venezia e Genova. La sua presenza qui è legata soprattutto alla sua vasta conoscenza dei problemi architettonici e artistici della laguna, che è maturata nel periodo in cui ha ricoperto l'incarico di soprintendente per i beni architettonici, il paesaggio e il patrimonio storico artistico e demo-etno-antropologico di Venezia e Laguna dal 2002 al 2004. È laureato in architettura presso l'Università di Genova, è entrato tramite concorso nell'amministrazione del Ministero per i beni e attività culturali, assegnato prima alla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria e divenendo poi soprintendente in quella sede dal 2005 al 2012. Il suo curriculum presenta una ampia attività di progettazione nell'ambito del restauro di edifici monumentali, sono molte chiese, conventi, soprattutto in Liguria, che vanno dal XIII al XVII secolo, ma anche un'attività di ricerca e divulgativa con oltre 120 pubblicazioni. Ha organizzato anche molte mostre, in particolare anche qui a Venezia, presso il Palazzo Reale, a Genova presso il Palazzo Reale, a Venezia presso il Palazzo Ducale, l'Accademia e la Querini Stampalia, e ha ricoperto incarichi di docenza presso le Università di Genova e di Venezia. Prego. Grazie Renzo. Io sono qui come Ministero dei Beni Culturali, ma in realtà sono già in quiescenza, come si dice in termine burocratico, nel senso che sono un pensionato, però continuo a svolgere attività, diciamo, di studio appassionante, eccetera, e con i colleghi Claudio Menichelli e Francesco Mattiazzo siamo stati coinvolti in questo gruppo di studio dalla dottoressa Deborah Catarozzolo, che ci ha invitato a fornire delle prime idee su questo recupero. Tanto qui porto anche i saluti della soprintendente Emanuela Carpani, con cui ci siamo confrontati prima di analizzare alcune soluzioni, e non ha potuto venire oggi, ma comunque mi ha incaricato di darvi il suo saluto. Direi che nella mia esposizione, che taglierò molto perché era prevista un po' più lunga, molte cose sono già state dette da chi mi ha preceduto, in particolare dal professor Bruni, che ringrazio per la sua precisa analisi della storia e dell'evoluzione del francescanesimo, che è legato comunque poi anche, e vedremo qualche esempio, alle architetture. Bruni parla un po' lui è umbro e viene proprio dalla terra di San Francesco, quindi quest'amore per il francescanesimo penso che lo abbia coltivato proprio dentro di sé. La consuetudine di costruire i conventi fuori delle città, conventi francescani, nasce proprio da San Francesco. San Francesco sappiamo che ha fondato una serie di conventi fuori degli abitati. I più belli, i più conosciuti sono senz'altro quello delle carceri, che qui vediamo, quello di Sacro Speco di Narni, tutta una serie di conventi, l'Eremo della Verna, molto noto, qui siamo in Toscana, non siamo in Umbria, e poi soprattutto quelli della Valle Reatina, siamo nel Lazio, intorno a Terni, bellissimi conventi isolati che ancora oggi godono di questo isolamento e di questa sensazione di preghiera che si ha proprio visitando anche il nostro convento del deserto. Ma San Francesco non era anche se sappiamo che lui ha cominciato facendo il restauratore, perché la chiesa di San Damiano ha cominciato a restaurare lui.
non era un architetto, ma aveva bisogno di costruttori per le sedi dove dovevano vivere i frati. E immaginiamo che proprio in quegli anni, negli anni tra il secondo e il terzo decennio del 200, molti frati che vivevano in queste tugurioli, come venivano chiamati, in queste abitazioni fatiscenti, in queste cose molto provvisorie, in queste cappelle donate in uso, chiedessero a San Francesco: ma come possiamo costruire qualche cosa di stabile per poterci insediare su un territorio? E San Francesco non scrive niente, dà solamente alcune indicazioni nella regula pro eremitoris, perché si parlava allora ancora di chiese di conventi isolati, non c'era ancora la chiesa. E quindi queste sono i frati devono evitare di possedere alcuna abitazione stabile, tuttavia se volevano vivere in città non dovevano avere alcuna sede definitiva, ma chiedere ospitalità a chi poteva dare loro in uso un terreno o una qualche sede. Tutto doveva rispecchiare i caratteri della povertà, quindi non costruzioni definitive, soprattutto non con materiali lussuosi, ma sempre costruzioni con materiali poveri, il legno, l'argilla, il fango in qualche modo. E soprattutto quando dovevano costruire delle chiese non dovevano essere grandi da fare concorrenza a quelle degli altri ordini monastici. Dice solamente alcune cose su come doveva essere organizzato l'abitazione. Il chiostro, nel quale ognuno abbia la propria cella e dove poter pregare e dormire. Appunto, le abitazioni dovevano essere povere, in legno, non in pietra, con modelli di modello molto semplice. Così lo scrive anche Tommaso da Celano nella vita di San Francesco d'Assisi. E vediamo infatti i primi eremi che sono stati costruiti e si sono comunque ampliati anche in anni successivi, non hanno mai tanto una tipologia fissa come invece avevano i monasteri e le certose o le grandi abitazioni degli ordini monastici. Sono sempre adattate al territorio. Queste intorno alla Valle Reatina sono delle sedi, per chi le ha viste, veramente così, che colpiscono proprio perché sono anche in una vegetazione molto, molto rigogliosa e molto particolare. Però, c'è un però, quelle che sono costruite nelle sedi cittadine diventano cose un po' più di grande prestigio. Qui vediamo alcune chiese, tipologie degli ordini del XIII e del XIV secolo. Cosa succede? Fino al 1250 non succede niente, le costruzioni continuano ad essere così povere, eccetera. Poi ci sono due fatti. Uno è che sotto la guida del ministro generale Aimone di Feversham, tra il 1240 e il 1244, c'è la possibilità di trasferirsi anche all'interno delle città. Ma poi c'è un altro fatto. C'è un papa, e tra l'altro forse, scusate, genovese, quindi con la mentalità forse imprenditoriale come i veneziani, eccetera, Innocenzo IV Fieschi, nel 1250 autorizza i diritti di sepoltura nei chiostri e autorizza i frati a celebrare i sacramenti. Questo vuol dire che i conventi diventano non più luoghi abbandonati, eccetera, ma chi vuole fare una donazione pretende anche un certo prestigio, una certa presenza. Quindi cominciano a costruirsi da questa data le chiese grandi che vediamo e i chiostri, dove molti chiostri sono tappezzati di lapidi con delle sepolture. Oppure le grandi chiese, conosciamo la chiesa dei Frari a Venezia con questi grandi
monumenti dei grandi personaggi della Repubblica che avevano voluto un posto in questa chiesa, e non per niente la chiesa è stata ricostruita, come conosciamo oggi, nel terzo decennio del 300, proprio perché la chiesa precedente era insufficiente a contenere questi aspetti. Ma questa è una realtà che San Francesco ovviamente non aveva compreso. La chiesa e il convento nascono, quando si sviluppano in questo periodo, prendono in qualche modo la tipologia di una struttura che proprio qualche decennio prima si era costituita, l'abbazia cistercense. E quindi ci sono degli elementi, la chiesa, vedete che a sinistra c'è l'abbazia modello, a destra ci sono due esempi di chiese, di complessi monastici fiorentini, San Francesco, Santa Croce dei francescani e Santa Maria Novella dei domenicani, perché entrambi, o meglio i 4 maggiori ordini mendicanti, francescani, domenicani, carmelitani e agostiniani, avevano molti punti di contatto e costruivano in realtà assimilando la tipologia delle abbazie cistercensi. È a questo punto che nasce l'idea, la necessità di dare un coordinamento alle costruzioni, ma non ci sono delle regole precise. Le costruzioni narbonesi dicono molto semplicemente di evitare inutili decorazioni, le coperture a volta non vadano fatte nelle chiese, eccetto che nel presbiterio. E il presbiterio perché doveva essere in qualche modo come l'ombrello quando si porta in giro il Santissimo Sacramento, aveva una funzione sacrale, quindi solo nel presbiterio. I campanili non dovevano essere in forma di torri, ogni altra superfluità, ma evidentemente c'era già all'interno dei francescani molta disattenzione verso queste norme, tant'è che sappiamo che appunto molte chiese sono diventate grandiose, coperte con volte, come vediamo i frari, con un bel campanile isolato a mo' di torre, tutto il contrario di quello che dicevano le regole, le costituzioni narbonesi. E proprio per questo inizia poi, qui andiamo di corsa, abbiamo sentito da professor Bruni, che nel 400, in realtà già a metà del 300, c'è con Paoluccio da Trinci una forma di protesta per questo tipo di regola di vita e di costruzione di grandi complessi che si aveva all'interno dell'ordine. Gli osservanti, che nascono proprio tra la metà del 300 e si sviluppano e hanno un loro riconoscimento, mi sembra nel 1517, qui vedo dei frati che spero di non dover essere contro il 1517, c'è il riconoscimento ufficiale degli osservanti. Anche questi quindi sì, vogliamo rientrare, vogliamo ritornare alla regola primitiva, no, vogliamo costruire le chiese piccole in fango, eccetera. In realtà poi cadono in un periodo sfortunato, è il Rinascimento. Nel Rinascimento ovviamente ci sono grandi sponsor, grandi signorie, ma soprattutto grandi architetti. E quindi quando si rivolgono a un architetto pensano subito alla grande. Anche a San Francesco del Deserto si comincia a costruire in modo diciamo sobrio, perché il 400 è sobrio, ma di grande accuratezza e finitezza. Ad esempio questa è la Cappella della Madonna a fianco della chiesa. Vedete come gli elementi sono quelli tipici delle architetture dei Lombardo che sono sparse per la città. Oppure un'altra contraddizione grande, la chiesa di San Francesco della Vigna. Passata agli osservanti, gli osservanti ingrandiscono questa chiesa, ma hanno la sventura di incontrare Sansovino e Palladio, che allora ha lasciato questi segni inconfondibili nella storia. Che la chiesa di San Francesco, questa tipologia che vedete, un'aula unica con tante cappelle, era quella che era più diffusa dai francescani, dagli osservanti. Sant'Angelo a Milano ha proprio questa tipologia, anche se quella poi di nuovo carica, sovraccarica di stucchi, eccetera.
Il complesso francescano del deserto invece ha queste caratteristiche di semplicità che gli sono rimaste. Nonostante appunto questi vediamo rapidamente, ma abbiamo già visto nel filmato, ci siano dei picchi di grande qualità come il chiostro, il secondo chiostro, il chiostro quattrocentesco, e alcuni aspetti delle costruzioni della chiesa e della cappella annessa. Facendo un'evoluzione di quanto è avvenuto nella chiesa, abbiamo questo bellissimo a sinistra, vedete, il chiostro, il coro superiore, una struttura tutta in legno, molto bella, e qui forse siamo già nel 1609, il periodo che passa ai francescani riformati. Probabilmente c'è anche un'influenza dei Cappuccini, e questo altro ordine riformato che nasce proprio nella primi decenni del Cinquecento, vuole evitare gli errori dei francescani, e quindi cosa fa? Fa delle regole precise, tassative. Il chiostro deve avere queste dimensioni, il refettorio deve avere queste dimensioni, le finestre devono essere non più grandi di queste dimensioni. La chiesa anche. Se vedete le chiese dei Cappuccini sembrano tutte uguali, perché c'era una regola precisa dove per costruire mandavano un frate a controllare e ad approvare il progetto. Invece forse gli osservanti erano un po' più liberi nella loro costruzione. Comunque questo è ad esempio il modello del coro superiore, io appunto lo concepisco molto cappuccino per l'uso del legno, della semplicità. E questo aveva una ragione. Il coro di sopra serviva soprattutto per i frati anziani, i malati, quelli che non potevano scendere nel coro, che vedete nella chiesa di sotto, perché c'erano da fare delle scale ripide, eccetera, quindi potevano sentire la messa e partecipare alle funzioni nella parte superiore. Per costruire questo viene costruita una nuova facciata, quella che vediamo, aumentando, apportando in avanti di una campata la chiesa, e costruire quel loggiato a piano terreno che di solito serviva ad ospitare i pellegrini che magari non avevano potuto trovare ospitalità all'interno. Qui vedete poi, tralascio i vari passaggi di costruzione, veniamo un po' più recentemente agli aspetti che abbiamo già affrontato. A sinistra abbiamo una visione del complesso alla fine del Settecento. Mi colpisce molto la presenza di queste molte gondole, persone che vagano all'interno, e se la confrontiamo con una visione del 1830 vediamo il deserto assoluto, vero, reale, perché era una polveriera, quindi era una zona militare, immaginiamoci un limite invalicabile, proibito entrare, guai a voi, eccetera. Però la guida che riporta questa visione dice che è una guida che non mi ricordo più, ma dice che San Francesco merita una visita perché è una struttura molto interessante. Siamo nel 1835, vediamo un attimo, non mi ricordo più l'autore, ma comunque poca importanza. Poi abbiamo sentito dal professor Bruni, che con la cessione del convento ai frati, che torna ad essere dei frati, c'è un grande operatore che è il padre Bernardino da Portogruaro, che era ministro generale, quindi una persona influente. Tra il 1850 e 70 studia, fa scavi, fa lavori, eccetera, e pubblica anche, scrive anche delle memorie, che poi questo libro che ho consultato di padre Ferrari, che ha scritto ben 2 tomi sulla storia di San Francesco del Deserto, pubblica in parte gli appunti di questo ministro generale, che è anche tra l'altro conservato e sepolto all'interno di una cappella. I lavori si succedono, cominciano anche i frati a fare degli scavi, fino agli ultimi di cui poi parlerà Cheto Menichelli. Sono gli scavi all'interno del refettorio dove è stata trovata l'antica pavimentazione. Ma
andando veloce, vediamo che facciamo una cosa veloce. Ecco. Gli scavi fatti prima e anche negli anni 50, ad esempio qui siamo all'interno della chiesa, hanno evidenziato alcuni elementi precedenti, tracce di tombe, tracce di murature. Oggi purtroppo gli scavi stati fatti in quell'occasione non erano fatti con i criteri scientifici di oggi, per cui bisognerebbe un po' rivedere sia gli scavi che gli appunti, eccetera. Però mi sembra di capire che la chiesa non era proprio un'aula unica, ma ci sono delle tracce di muri trasversali, vedete questi, scusate non ho la pennina, ma che possono avvicinare la chiesa di San Francesco del Deserto a quelle tipiche piante di chiese bernardiniane della metà del 400, quelle che avevano la suddivisione in due parti attraverso un muro dipinto magari con le storie dell'Antico e del Nuovo Testamento ad usum del pubblico che stava dalla parte di qua, mentre i frati stavano di là. E questa è una mia ipotesi che però bisognerebbe avvalorare con una riapertura degli scavi. Di San Francesco abbiamo questa bella riproduzione che è una pianta fatta da Niccolò Bragato nel 1752, che era un perito della Repubblica, evidentemente per motivi di consistenza delle isole della laguna, dove abbiamo come era la situazione a quell'epoca. Abbiamo già i due chiostri, abbiamo un'ala, quella sulla sinistra, fatta tutta con i numeri 3, che oggi non esiste più, era una foresteria, come vedete fuori, ma abbiamo anche un ambiente che oggi non è più come usato come allora, ma ci dà l'idea di come i frati francescani, soprattutto i conventuali nel 300, abbiano utilizzato le concezioni architettoniche dei cistercensi. Quella a sinistra è la sala, tre aperture che corrispondevano all'antica sala capitolare. Oggi non esiste più. Dal 400 la sala capitolare è stata abolita nei conventi francescani. A destra vedete quello che era il resto della sala capitolare in un convento antico. Siamo a Cortona, uno dei più antichi conventi ancora conservati, perché anche sappiamo come le grandi chiese francescane trecentesche abbiano trasformato questo. Cortona è ancora un esempio di chiesa della seconda metà del XIII secolo. Ma da dove vengono queste aperture? Vengono dalle abbazie cistercensi. Guardate qui due abbazie che hanno una bellissima visione delle tre aperture della sala capitolare, il centro e le due bifore laterali che servivano ai conversi, a quelli che non erano ancora frati, che non potevano entrare in capitolo, non avevano voce in capitolo, ma seguivano quello che si discuteva, quello che si diceva da fuori, dalle finestre. Quindi questo è importante perché dà l'idea come la vita conventuale dei primi conventi fosse articolata e basata proprio sulle abbazie cistercensi. Tra gli ambienti molto belli è il refettorio, che non è quello originale, adesso non vi sto a spiegare le motivazioni per cui non è quello originale, probabilmente il refettorio originale era nella parte vicina all'ingresso, le camere numero 29 e 30 che vedete nella parte bassa, perché il numero 27 c'è scritto cucina vecchia, quindi probabilmente era lì, anche perché il primo refettorio, il primo convento si articolava, abbiamo visto, intorno al solo primo chiostro. Quindi il refettorio attuale, che è la sala numero 14 e 15, in realtà è un intervento proprio degli osservanti. Rapidamente. Ecco, vediamo quello che nelle vecchie foto c'è stata poi questa che è la grotta di San Francesco, costruita fuori del secondo chiostro, la cavana, tutti gli ambienti costruiti anche più recentemente. Il convento, probabilmente durante la Prima Guerra Mondiale, vista la vicinanza al fronte, viene utilizzato anche in appoggio
all'esercito. Qui vediamo questa foto dove ci sono dei militari italiani che posano con i frati. Ma succede una cosa, dopo la guerra, dopo la prima guerra, 1919, ci sono tante vocazioni, il convento del deserto diventa il noviziato della provincia, quindi occorrono spazi, occorre ripensare alla Chiesa. Qui vediamo che i frati fanno gli architetti, pensano, leggono i disegni e costruiscono, modificano la Chiesa. Questa vediamo com'era la Chiesa dopo il 1919, una Chiesa goticizzata, una Chiesa che non è mai stata così, con invenzioni. Però i frati hanno fatto male i conti, perché nel 1919 c'era già la soprintendenza. E addirittura qua vedete che hanno costruito, hanno modificato la facciata, vedete a sinistra come era prima e come è di nuovo oggi, e come è stata trasformata in questo modo neogotico. Costruiscono anche un nuovo coro dietro il coro attuale, perché maggiori frati, c'era necessità di uno spazio maggiore e l'unico modo intelligente, peraltro, era di costruire una cosa fuori del perimetro del convento, più grande, di forma circolare. Ecco com'era la chiesa che abbiamo visto, ecco com'è oggi. Perché dicevo, tutte queste costruzioni, chiamiamole abusive, hanno interessato il convento ma non hanno interessato la soprintendenza. A quell'epoca, negli anni 40, c'era un soprintendente di grande caratura professionale, Ferdinando Forlati, che si è accorto di questa cosa, cioè si è accorto, probabilmente sapeva già, ma anziché obbligare i frati a costruire, a togliere questa cosa, e la legge lo prevedeva, la legge di tutela, si è sostituito ai frati e ha fatto i restauri, riportando la Chiesa all'aspetto attuale. Siamo negli anni, pensate nel 43, nel pieno della guerra, si iniziano queste costruzioni. E viene riportato il convento alle linee attuali. Viene demolito quel coro circolare di cui sulla diapositiva di sinistra vedete la base a terra, che poi domani chi vedrà andrà chiaramente a vedere, insieme alla traccia del coro seicentesco, che è quello di nuovo, quella falce che vediamo in mezzo al prato. Mentre c'è un nuovo coro, questo è bello, una struttura di recente esecuzione fatta con sapiente capacità di adeguarsi, staccandosi, vedete il distacco attraverso quella superficie finestrata, che viene ricostruita l'abside originale. Tutta questa è una ricostruzione di Forlati. E poi fino agli ultimi lavori di restauro, di cui poi parlerà meglio Menichelli e approfondirà poi anche il Gingeri Mattiazzo. Questa è la visione attuale del complesso, dove vedete che quelle due ali a destra e sotto sono nuove, di nuova esecuzione, perché il convento era limitato ai 2 chiostri e a quegli spazi della Cavana, eccetera. Quindi negli anni 50 è stato ampliato con queste costruzioni. Ecco, questo era, ripetiamo, com'era nel Settecento, e quindi queste sono le parti in cui si può intervenire con più facilità, perché non sono le parti storiche. Le parti, ecco, brevissimamente, la superficie del convento è 3.834 complessiva, di cui 3.000 del convento e chiese e chiostri 737. Una grande superficie, come vedete, che ha andiamo rapidamente, queste bellissime aree verdi tenute in modo egregio dai 4 frati, dai 5 frati che ci sono, con coltivazioni che ancora adesso sono, abbiamo visto, condotte e speriamo che continuino ad esserlo, con anche allevamenti di animali. Un tempo c'era anche una stalla che era in questa posizione, dove venivano allevati bovini e ovini. Quindi
la cosa può tornare. Bene, ci siamo messi poi attorno a un tavolo, abbiamo ragionato e sulla base di quelle parti più nobili e delle parti meno nobili abbiamo ragionato su come e cosa fare in questa struttura. Abbiamo visto che quindi, come dicevo, le due ali più recenti possono subire una trasformazione, mentre le parti nobili, cosiddette, ovviamente dovranno essere ad uso dei frati e rimanere tali. Sono il refettorio, la biblioteca, poi c'è un bellissimo museo, 3 stanze di un museo dove c'è una raccolta un po', hanno raccolto di tutto i frati, da pezzi di marmo emersi dagli scavi, vecchi arredi che non si usano più, quadri, roba proveniente da dove non si sa, perlomeno non lo so io, ma questo quindi dovrà essere uno degli elementi di guida della ristrutturazione. La parte della clausura rimarrà tale. Volevo segnalare solo una piccola curiosità. La clausura di San Francesco del Deserto ha una cosa che è raramente conservata. Vedete nella diapositiva di sinistra le grandi finestre e a fianco delle piccole finestre. Come dicevo, in molti conventi non ci sono più perché nelle ristrutturazioni 8 e 900esche hanno fatto finestroni belli, comodi, eccetera. La piccola finestra era quella che dava luce all'angolo di studio e di lettura. Avere conservato ancora questo aspetto è, direi, una cosa straordinaria per il convento che merita un'attenzione particolare. Spazi di minore, ovviamente, qualità che abbiamo visto, cose anche di recente costruzione che possono subire una trasformazione molto, molto, molto libera. Concludo con alcune immagini, scusatemi, ma una sera che ci siamo trovati nelle ultime ore abbiamo visto delle cose, questa luce che è di grande effetto. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Giorgio di questa presentazione che apre la porta alle presentazioni, alle ultime presentazioni tecniche, che sono quelle forse che possono anche un po' allarmare, no? Perché non ho sentito finora mai pronunciare la parola valorizzazione, che è una parola terribile perché dietro la quale sappiamo di solito si nascondono gli scempi più eclatanti che devastano il nostro bel paese. E per fortuna qui non l'ho sentita ancora nominare, quindi sono anche incuriosito di vedere cosa l'architetto Claudio Menichelli e l'ingegnere Francesco Mattiazzo, che presento rapidamente assieme, ci proporranno come interventi da ora in poi, diciamo, sull'isola. L'architetto Menichelli è stato architetto direttore e coordinatore della Soprintendenza di Venezia, è stato responsabile per il Ministero dei Beni Culturali dell'area marciana e dell'Arsenale, rappresentante della Soprintendenza in varie commissioni e tavoli col Comune, commissario anche interventi per la ricostruzione del Teatro La Fenice, molti progetti all'attivo, tra cui interventi all'Arsenale, a Palazzo Grimani, alla Basilica di San Marco, a Palazzo Ducale, a Palazzo Pisani, in varie chiese, tra cui appunto l'isola di San Michele e San Francesco nel deserto. Anche una bella attività scientifica documentata da una settantina di pubblicazioni, dedicata soprattutto alla storia e alle trasformazioni dell'Arsenale di Venezia, e ha anche degli incarichi presso delle università di Venezia, Politecnico di Torino e Università di Padova. L'ingegnere Francesco Mattiazzo è un libero professionista che si è particolarmente specializzato nel settore impiantistico e del restauro. Tra le varie cose ha curato le realizzazioni per l'ex ospedale degli incurabili a Venezia, per il convento di San Francesco della Vigna, per il complesso della fortezza ottocentesca di Forte Marghera, per il convento di San Lazzaro degli Armeni, per lo studio teologico Laurentianum del convento del Redentore e per l'Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino in Venezia.
Ha anche all'attivo delle realizzazioni per l'Accademia delle Belle Arti di Venezia e per la Biblioteca Antoniana di Padova. Mi permetto di ricordare che una delle sue cose che più mi ha colpito, perché ho avuto occasione di vederla, sono queste particolarissime teche a tenuta con climatizzazione passiva che ha realizzato per come si chiama, il Museo del Sale, no? l'ex Museo del Sale di Venezia, che sono molto interessanti anche sotto il profilo tecnologico della conservazione del contenuto. Vi dividete voi due il tempo, non moltissimo che rimane, prego. Saremo veloci. Sì, farò prima io un'introduzione, poi il discorso sarà completato dall'ingegner Mattiazzo. Voglio innanzitutto rassicurare il professor Fellini e tutti i presenti che il termine valorizzazione non sarà pronunciato, almeno in questa fase, quindi mi auguro anche in quelle future, cercando di sventare dei pericoli di confusione tra quello che è l'obbligo della conservazione e altro. Allora, sempre per rassicurare sulla necessità di interventi che se vogliamo saranno, speriamo che ci possano essere, limitati, io mi associo a quanto ha detto il professor Dal Paos parlando degli aspetti idraulici della laguna, dicendo che l'isola, così come il complesso conventuale, non solo dal punto di vista idraulico, godono di un discreto stato di salute, direi buono stato di salute. E quindi questa è una premessa fondamentale per capire che gli interventi avranno un certo taglio, non saranno interventi pesanti di trasformazione, ma saranno interventi volti a rimuovere quelle criticità che non sono molte, ma sono abbastanza diffuse e che se trascurate potrebbero diventare dei problemi seri. Quindi è importante intervenire in maniera attenta, delicata, con interventi di conservazione, per evitare che quello che è un piccolo problema possa diventare un grande problema. Perché l'isola di San Francesco del Deserto e il complesso conventuale di San Francesco sono in buono stato di conservazione? Beh, l'abbiamo visto anche prima con l'intervento dell'architetto Rossini. È stato sempre oggetto di attenzione nei secoli e anche di recente, ma soprattutto è stato anche oggetto di molti interventi di restauri, anche globali, anche importanti, come quelli che abbiamo appena visto, ma soprattutto è stato sempre oggetto di un'attentissima cura da parte dei frati, cura che c'è stata e che continua e che vogliamo tutti che possa continuare. Tra l'altro sarebbe anche molto interessante, affrontando dei lavori di restauro, tra l'altro io ho fatto diversi interventi a San Francesco del Deserto negli ultimi decenni e avevo instaurato anche un rapporto molto buono con i frati e molto interessante, e si pensava, è cosa che potrebbe essere attuato, che alcune cose di manutenzione, alcuni interventi che vengono condotti durante i restauri possono essere poi ripetuti, perché la manutenzione è la cosa più importante. Ricordiamoci che è più importante fare manutenzione che il restauro, e che il restauro è un intervento di manutenzione ritardato o mancato, quindi è sempre un intervento aggressivo su un edificio. Quindi ci sono stati molti interventi anche molto importanti. C'è però da dire che gli ultimi di questi interventi sono quelli di cui ha parlato l'architetto Rossini e che risalgono ormai gli ultimi agli anni 60, quindi sono passati più di 50 anni e sicuramente c'è bisogno di qualcosa. Li vediamo in queste immagini. Ci sono stati poi diversi interventi, alcuni dei quali, anzi la maggior parte dei quali, della maggior parte dei quali mi sono occupato, che sono stati effettuati negli ultimi 20 anni, però non possiamo considerarli degli interventi generali, globali, complessivi che hanno riguardato il convento. Sono degli interventi puntuali che hanno risolto delle situazioni che avevano bisogno di essere risolti. Ecco, tra questi ricordiamo gli interventi sul chiostro quattrocentesco, dove si è intervenuto su tutti i peducci delle arcate e sui sistemi di tiranti. Ci sono stati anche degli interventi, anche con delle sperimentazioni poco invasive, per la dissalazione, la desalinizzazione delle strutture murarie. C'è stato un intervento importante di consolidamento strutturale del campanile.
Ci sono stati degli interventi sulle superfici dell'architettura che, come vedremo anche in qualche immagine più avanti, conservano resti molto importanti di finiture trecentesche e quattrocentesche. C'è stato poi il restauro del refettorio, con il quale è venuto smontando la pavimentazione, che vedete qui era molto degradata e quindi non consentiva quasi di poterci camminare, men che meno di trasportare i carrelli con il cibo durante i pasti, che sono stati smontati, consolidati, desalinizzati, e in quell'occasione è venuta fuori la vecchia pavimentazione a spina di pesce in altinelle. E poi c'è stato infine un intervento molto leggero di consolidamento di una struttura muraria con un sistema di tiranti attivi. Questi però non sono interventi che hanno riguardato la loro interezza, però sono interventi che guidano l'atteggiamento per poter intervenire su quelle parti dove queste cose non sono state fatte e che poi via via presentano il conto, quindi appaiono come interventi da realizzare. E quindi ora c'è la necessità di metter mano al convento nella sua interezza, ma metter mano in questo modo, con piccoli interventi, per evitare che quelle piccole ma diffuse situazioni di criticità possano diventare dei problemi seri. C'è d'altra parte anche un'altra necessità, quella di aggiornare la dotazione impiantistica. La dotazione impiantistica non è un fatto aggiuntivo e voluttuario, la dotazione impiantistica è il cuore di una costruzione, da cui dipende anche la sua sicurezza, oltre che il suo funzionamento, ma anche il risparmio, perché degli impianti efficienti sicuramente risolvono molti problemi. E questo è molto importante, la questione impiantistica, ma anche molto importante, e direi che è anche al primo posto, quella di cercare di migliorare le condizioni abitative di chi ci vive, dei frati, ma anche di chi qualche volta ci si reca come ospite. E lo spirito che anima il progetto, ve l'ho già detto, è quello di conservare tutto quello che c'è e quindi di fare in modo che il convento rimanga così com'è. Quindi bisogna conservare la materia, ma conservando la materia si conserva anche quell'aspetto immateriale che è il carattere dei luoghi. È una condizione necessaria, cioè per conservare il carattere dei luoghi bisogna conservare la materia che è costitutiva. E quindi quali saranno questi interventi? Quali vorremmo che fossero questi interventi? In primo luogo ci dovrà essere un'attenzione per quelli che sono chiamati tra virgolette i legamenti degli edifici, cioè tutti quegli elementi metallici prevalentemente che collegano i muri in elevazione con le strutture orizzontali, solai e strutture di copertura. Sono fondamentali a Venezia. L'edilizia veneziana, l'edilizia lagunare, funziona per questo, perché c'è questo sistema integrato di muri verticali, di orizzontamenti e un sistema discreto e diffuso di legamenti che li tengono insieme. Questi sono due esempi di fatto di interventi fatti di questo tipo. Questi vanno estesi a tutto il convento. C'è da fare un controllo dello stato di conservazione di tutte le strutture lignee. Sono in discreto stato, però ci sarà bisogno di mapparle completamente e vedere lo stato di conservazione e fare una serie di interventi puntuali. Su questo ci saranno d'aiuto le esperienze che sono state condotte in tal senso, soprattutto gli studi di tipo diagnostico, ma anche le tecniche di intervento che sono state adottate per l'Arsenale di Venezia. Ci sarà la necessità di avere un intervento diffuso di ricuciture murarie per ricostituire la continuità di alcune parti che hanno avuto delle situazioni di degrado, che poi un degrado che conduce verso il dissesto. Anche questi sono esempi di interventi già fatti e che potranno essere continuati nella stessa maniera. Ci saranno interventi da fare sulle superfici delle architetture. Ricordiamoci, come ho detto prima, che il convento di San Francesco del Deserto conserva degli straordinari reperti, resti di superfici, di finiture trecentesche e quattrocentesche, come possiamo vedere in queste immagini. Ma gli impianti non saranno la stessa cosa. L'intervento sugli impianti sarà un intervento sostanzialmente di radicale rifacimento.
Però attenzione, radicale rifacimento non significa stravolgimento dei luoghi, significa sostituire ciò che è inefficiente con ciò che è efficiente. E la logica è sempre quella della minima invasività e soprattutto della sostenibilità ambientale. È chiaro che con i nuovi impianti bisognerà fare un passo avanti. Si potrà, se ci saranno le condizioni, pensare a fare dei sistemi di raffrescamento e riscaldamento integrati, sfruttando la possibilità di avere l'acqua della laguna. In ogni caso questo potrebbe essere fatto anche per una piccola parte del convento e poi potrebbe essere in futuro estesa ad altre. Potranno essere fatti degli impianti antincendio, utilizzando impianti che peraltro ci sono le manichette, i sistemi c'erano e funzionavano, ora non funzionano più. Può essere fatto, e questo si vorrebbe davvero fare, un impianto di recupero delle acque meteoriche con una vasca di accumulo, per far sì che ci possa essere sempre un supporto all'uso dell'acquedotto per gli scarichi, ma anche per il sistema antincendio, per le pompe di antincendio, ma anche a supporto dei pompieri, qualora dovessero venire, che normalmente a Venezia, quando arrivano, sono costretti a fare grandissimi danni, perché devono pescare acqua dalla laguna, perché non hanno un'alimentazione di acqua dolce. E fa quasi più danno lo spegnere con l'acqua salata che non l'incendio stesso. E infine ci sarà da pensare a un sistema di drenaggio attivo per la difesa dalle maree eccezionali. Però non c'è da pensare molto, perché questo sistema già c'è e quindi non si parte da zero. Per integrare quello che diceva prima il professor Dal Paus, di questa isola ben difesa dal muro perimetrale, bisognerà continuare a difenderla dalle filtrazioni che avvengono dal di sotto del piano pavimentale. C'è un bel sistema interessante di drenaggio attivo, progettato dai frati. Esquilino Scilla e Emiliano Barbiero mi ha dato questa informazione, il collega che parlerà fra pochissimo, Francesco Mattiazzo, e c'è da rivederlo, c'è da rimetterlo in funzione, ma soprattutto c'è da sostituire i materiali e ancora di più c'è da renderlo indipendente, perché adesso ha una promiscuità con i sistemi di scarico delle acque meteoriche e con gli altri sistemi di scarico, anche perché le acque meteoriche è bene convogliarle per usarle come acque preziose. Ecco, gli interventi quindi questi sono. Poi ci saranno degli interventi volti a migliorare le condizioni abitative del convento. Prima di tutto un impianto d'ascensore per risolvere la questione delle barriere architettoniche, quindi del collegamento tra il piano terra e il primo piano, e ci saranno anche alcuni interventi su alcune stanze per dotarle di bagni autonomi, bagni indipendenti. È un intervento abbastanza semplice che è stato già sperimentato a San Francesco della Vigna e di cui vi parlerà insieme a molte altre cose Francesco Mattiazzo. Io ho fatto questa introduzione, il progetto adesso verrà descritto dal punto di vista distributivo meglio dal collega Francesco Mattiazzo. Grazie. Allora, rilacciandomi a quanto detto finora, vi descrivo brevemente l'intervento che si... Riallacciandomi a quanto detto finora, vi descrivo brevemente quanto il progetto che si intende proporre praticamente. Allora, partendo da uno stato di fatto, per il piano terra e per il piano primo, abbiamo individuato le zone di intervento in queste aree. Nell'area arancione è l'area dove è ubicato il bookshop. Andremo a rifare praticamente il bagno esistente realizzando 2 bagni a norma, quindi anche rendendoli fruibili per i disabili. Più a sud, in corrispondenza della Cavana, verrà ricavato un appartamento a disposizione del custode del convento. Questa trasformazione viene fatta con un intervento minimo, nel senso utilizzando degli spostamenti delle tramezzature interne. Esternamente la forometria non viene cambiata, come anche la vista dal chiostro non viene modificato assolutamente nulla. L'intervento poi prosegue nelle zone, nelle
colorate con le campiture praticamente. Nella zona gialla è la zona a disposizione delle cucine del convento. Verrà realizzato un ascensore che permetterà il collegamento tra piano terra e piano primo, rendendo così possibile anche alle persone disabili poter usufruire dell'ospitalità dei frati. L'ascensore viene ricavato assieme al suo vano macchine all'interno della cucina, andando a ridimensionare in maniera minima lo spazio a disposizione della cucina, senza però andare a influire sull'efficienza della stessa e sull'organizzazione. Le parti con campitura in azzurro sono quelle dedicate all'ospitabilità e l'unico intervento che si fa in queste aree, praticamente, che sono sale polivalenti e locale mensa, riguarda solamente i bagni. Qui si vede nel dettaglio l'intervento in queste zone confinato al piano terra. Ecco, queste sono le foto, le immagini del corridoio dedicato all'ospitalità e delle sale dell'ospitalità. E i bagni che si intendono rifare praticamente. Da 3 bagni avremo 2 bagni, di cui uno per disabili, in quanto adesso questi bagni non sono a norma. Questo è un esempio del degrado che troviamo nei locali cucina e nei pavimenti al piano terra, che praticamente necessitano di un intervento. Questa è la tavola comparativa, dove si possono vedere in giallo le demolizioni e in rosso le ricostruzioni, e nessuna modifica viene fatta assolutamente per quanto riguarda la fluorometria. Allora, passando al piano primo, gli interventi che si fanno riguardano i bagni dell'ospitalità, che sono le 2 ali che abbiamo visto prima, che sono quella a est e quella a sud, dove verranno praticamente sistemati i bagni e rimessi a norma. Oltre all'ascensore, l'unica modifica che viene fatta all'interno del piano primo praticamente riguarda il corridoio della clausura. Le stanze, alcune delle stanze o celle praticamente dei frati saranno trasformate in camere con bagno. Praticamente da 3 celle si ricaveranno 2 camere con bagno. L'intervento è minimo, in quanto come demolizioni sono le demolizioni relative alle porte per l'accesso ai bagni e realizzazione di una nuova parete che mi dividerà in 2 parti la stanza. Le fluorometrie rimangono inalterate, così pure rimarrà inalterata la vista dal corridoio delle camere da letto, in quanto la porta che si vede nei bagni viene tamponata dall'interno, quindi visivamente dal corridoio non cambierà assolutamente nulla. Queste sono le celle dell'ospitalità, tutte quante camere dotate con un lavabo praticamente, e questi sono i bagni attuali, che non sono praticamente a norma e non possono essere adattati per l'uso di disabili. Ecco. Oltre a tutto questo, a questi interventi praticamente si associa praticamente un intervento sugli impianti tecnologici. Impianti tecnologici che riguardano praticamente il rifacimento completo per tutto il convento dell'impianto elettrico, mettendo praticamente un sistema a norma e contemporaneamente realizzando anche la predisposizione per quello che è un impianto di reti tecnologiche, di rete dati, di impianto di rivelazione fumi, di videosorveglianza e di allarme anti-intrusione. Questo di sola predisposizione però. E tutti gli interventi che vengono fatti in questa occasione praticamente sono interventi che nel caso in cui in futuro ci fossero degli ampliamenti o altro, possono essere aggiunti a tutto ciò che è stato fatto. Inoltre, per quanto riguarda tutti i bagni, saranno alimentati da una nuova linea idrica che mi alimenterà gli scarichi praticamente di servizi igienici direttamente dalla vasca di accumulo delle acque meteoriche, che servirà anche per alimentare attraverso delle pompe l'impianto di spegnimento con gli idranti, che è già esistente ma deve essere ripristinato.
Nel merito delle camere che vengono trasformate praticamente in stanze con bagno, verranno rifatti anche l'impianto di riscaldamento. Attualmente c'è un impianto di riscaldamento con termosifoni in tutto il convento. Per queste camere si è pensato di proporre appunto un impianto in pompa di calore per la climatizzazione del raffrescamento estivo e il riscaldamento invernale, utilizzando magari una pompa di calore con raffrescamento ad acqua che pesca direttamente l'acqua dalla laguna in corrispondenza dell'approdo adiacente alla cavana. Qualora in futuro quindi ci fossero le condizioni per andare a fare le modifiche che ho appena descritto per le stanze dei frati anche nelle sale dell'ospitalità, tutto ciò che è stato fatto finora può essere ampliato semplicemente aggiungendo macchinari opportuni e riallacciandoci a quanto già fatto, perché lo studio è proprio partito dal poter permettere un ampliamento futuro di tutto quello che viene fatto. Grazie. Grazie. Ho dimenticato la cosa più importante, prego. l'importo lavori presunto per tutto questo che è stato descritto, siamo intorno ai 2 milioni di euro. Anche grazie di questa informazione che invita ovviamente chi volesse poi sostenere questa iniziativa anche a mettere le mani oltre che sul cuore anche sul portafoglio. Penso che non potevamo aspettarci un'occasione migliore per chiudere adesso questo convegno con una ventata di aria sana che viene dalla Terra Santa, e inviterei l'arcivescovo Monsignor Giambattista Pizzaballa qui. Credo che potrei anche fare a meno di presentarlo perché è talmente noto, però è tradizione un po' anche nostra di questa accademia che le persone che parlano siano anche poi presentate, e devo dire una breve presentazione anche sua. Tra l'altro noi abbiamo già un altro vescovo che è membro dell'accademia e che è Monsignor Levon Zeikian, forse lei conosce, che è stato nominato, Francesco Bruni forse mi aiuti, a Istanbul, arcivescovo della comunità armena a Istanbul. No, è un armeno, lui fa parte ecco, quindi siamo molto contenti, credo di poterlo dire anche a nome dei colleghi accademici, di poterla avere tra di noi. Il titolo del suo intervento è Il deserto per Francesco Pellegrino in Terra Santa. Per presentare l'arcivescovo ricordo solo che Papa Francesco lo ha nominato arcivescovo e amministratore apostolico del Patriarcato di Gerusalemme il 24 giugno 2016, una nomina per certi versi anche scontata, visto che padre Pizzaballa, che è un volto ben noto anche a livello mediatico, dopo il suo ingresso nell'ordine francescano nel 1984 e il noviziato compiuto in quel meraviglioso convento che abbiamo visto prima della Verna, sacerdote dal 1990, si è trasferito poco dopo a Gerusalemme per i suoi studi, conseguendo la licenza in teologia biblica, e in quella sede ha anche potuto costruirsi una solidissima base culturale dedicata anche allo studio dell'ebraico moderno e delle lingue semitiche presso l'Università Ebraica di Gerusalemme, e dal 1998 è stato professore assistente di ebraico biblico e di giudaismo presso lo Studium Theologicum Hierosolimitanum. Il suo impegno accademico si svolge parallelamente a un'intensa attività pastorale, come è evidente con la nomina arcivescovo, che è diretta particolarmente a favore della comunità cattolica ebrea in Gerusalemme, e era in servizio come custode della Terra Santa già nel 1999 e grazie a questo ruolo ha potuto coniugare l'attività pastorale con un'azione che potremmo definire anche politica, tra virgolette, protesa a gettare ponti laddove prevale la logica delle divisioni. In particolare ha compiuto una complessa opera di mediazione tra lo Stato di Israele e le autorità palestinesi, dialogando con tutte le realtà presenti in Terra Santa,
anche al fine di tutelare le comunità cristiane in quei luoghi. La sua azione, tra quelle accolte con maggior favore nell'intricato mondo politico-religioso della Terra Santa, ha consentito anche nel giugno 2014 l'incontro di preghiera a Gerusalemme tra Abu Mazen, Shimon Peres e il patriarca di Costantinopoli Bartolomeo I e lo stesso Papa Francesco. La ringrazio ancora a nome dell'Istituto e di tutti i presenti di essere qui e la parola a lei, grazie. Ecco, grazie. Beh, dopo più di 3 ore di interventi credo che sia sadico insistere troppo, quindi cercherò di essere breve e puntuale, anche perché il mio argomento è, come dire, si sposta un po' anche geograficamente. Benissimo. Non so quanto... dunque, siamo un luogo aperto alla cultura, quindi... Sì, se non è Venezia, aperto, non so chi lo può essere, ecco, storicamente. Ad ogni modo, io non sono storico, non sono nulla, ma presento così un po' in base alla mia esperienza, riallacciandomi anche ad alcune cose che sono state dette riguardo soprattutto all'inizio. Nell'esperienza spirituale di San Francesco, era centrare l'umanità di Gesù. Francesco era tipico anche del francescanesimo, vivere, presentare l'umanità di Gesù, era parte del suo itinerario interiore, spirituale, insomma, non era devozionismo sofisticato, era proprio un'esperienza determinante. Ecco, in questo senso si deve leggere anche il pellegrinaggio in Terra Santa. Non puoi incontrare l'umanità di Gesù senza il luogo, senza il contesto storico umano nel quale Gesù è vissuto. Quindi andare in Terra Santa faceva parte di un percorso spirituale, personale di San Francesco, per quello di incontrare, vivere per quanto possibile anche nella sua carne, poi nelle considerazioni sull'estimate questo verrà fuori anche alla Verna, cioè vivere anche nella sua carne, nella sua esperienza umana, la stessa esperienza di Gesù, anche fisicamente, umanamente. E i francescani, nel francescanesimo, poi questo è stato vissuto, rappresentato enormemente. Per cui la Terra Santa per Francesco, per il francescanesimo, è parte integrante anche del carisma francescano. Dopo il viaggio in Terra Santa abbiamo Greccio, abbiamo la Verna. Ecco, non si può comprendere Greccio voler rivivere l'esperienza della natività di Gesù senza Betlemme, e non puoi rivivere il Calvario francescano senza il vero Calvario. Ecco, per cui la Terra Santa, il viaggio in Terra Santa e lo stare anche in Terra Santa dei francescani non è qualcosa in più, non è un accidente della storia. Per chi ha fede non c'è casualità, è tutto è provvidenza. Ecco, fa parte, poi i papi chiameranno e definiranno la presenza francescana una presenza provvidenziale in Terra Santa. Un po' di raffreddore, scusate. Ecco, per cui la Terra Santa il viaggio in Terra Santa era parte integrante dell'esperienza spirituale personale di Francesco, e per i francescani stare in Terra Santa fa parte del carisma. Ecco, non possiamo annunciare l'umanità di Gesù senza il luogo. Non c'è storia della salvezza senza la geografia della salvezza. Se c'è un evento, bisogna che ci sia anche il luogo. Senza il luogo non c'è evento. Ecco, per i francescani stare in Terra Santa e dire hic verbum caro factum est, hic, questo qui il verbo si è fatto carne, ecco, è anche, come dire, una missione importante per la Chiesa, perché senza la Terra Santa il Vangelo è un racconto, ma con la Terra Santa, con il luogo, il Vangelo è storia. Ecco, andare a Gerusalemme e vedere il sepolcro vuoto, il segno del sepolcro vuoto, è ancora oggi necessario per la Chiesa, perché possiamo dire che ciò che noi crediamo, ciò che noi annunziamo è ciò che noi abbiamo visto. Andare in Terra Santa e fare questa esperienza di vedere e toccare ciò in cui noi crediamo, che ancora oggi nutre la vita della nostra fede. Per cui, senza entrare dentro le questioni storiche che non mi competono, San Francesco ha voluto andare in Terra Santa, è andato coi crociati, come abbiamo ascoltato, ma non da crociato, ma da pellegrino, perché
l'esperienza del pellegrino, si va in pellegrinaggio distinguendo il pellegrinaggio in Terra Santa dagli altri pellegrinaggi, e i luoghi santi sono i luoghi santi della redenzione, gli altri Santiago, che sia eccetera, sono luoghi di devozione storica, importanti eccetera, non mi si fraintenda, non sto disprezzando, ma sono pellegrinaggi che hanno un significato molto diverso l'uno dall'altro. Quindi era pellegrino per incontrare e conoscere, fare esperienza di Gesù, del Cristo. E soltanto dopo la Terra Santa avremo Greccio, avremo Laverna, avremo questo percorso che continuerà. Insomma, diciamo, la Terra Santa è un passaggio importante nella sua vita, anche nella storia dell'ordine, come abbiamo ascoltato. C'erano già i frati, già dal principio avevano cominciato a vivere la loro sacra anarchia, insomma, ecco, l'anarchia francescana tipica, dove ciascuno interpretava un po' a modo suo. Ecco, questo creava una grande crisi profonda in San Francesco, e il viaggio in Terra Santa è stato anche un modo per allontanarsi, ecco, fare deserto, in un certo senso, allontanarsi per riprendere, forse, perché le cose dell'ordine avevano un po' distolto, riprendere quello che è stato il suo percorso essenziale, che poi continuerà, cioè del vivere la sua esperienza con Cristo. Per cui storicamente è andato giù con le crociate perché non c'era altra via, insomma, era l'unico modo per andare lì, ma non è andato da crociato, è andato da pellegrino. E il pellegrino, ciò che è caratteristica del pellegrinaggio, del pellegrino, il pellegrino in Terra Santa, è andare sulle orme di Cristo, naturalmente. Ecco, e andare incontro a Cristo significa andare incontro all'uomo, naturalmente. Quindi l'incontro che ha fatto, il grande incontro importante con il sultano del tempo, poi sul quale è stato scritto di tutto e di più, allora come oggi, insomma, comunque rientra dentro questa logica, andando da pellegrino nella rappresentazione anche iconografica dei francescani di Terra Santa. I francescani hanno la spada infilzata per terra, mentre invece i crociati hanno la spada sguainata, nel senso che San Francesco innanzitutto e poi i francescani la spada la infilzano per terra perché non serve. Il pellegrino non va per conquistare nulla, ma va solo sulle orme, va per incontrare. Quindi incontrare Cristo significa anche incontrare le persone, l'uomo e così via, eccetera. E questa è poi anche l'esperienza dei francescani, che ricominciano, arrivano in Terra Santa subito dopo, durante le crociate, ma ormai verso la fine, ecco, e ricominciano con stile francescano a fare quello che i crociati hanno fallito, cioè la riconquista pacifica dei luoghi santi. Lo fanno conquistando innanzitutto le persone che vivono nei luoghi santi, perché hanno dovuto recuperarli, cioè riacquistarli, riprenderli, e alcuni importanti luoghi santi come Nazareth, il Tabor, eccetera, sono stati donati ai francescani attraverso vie tipicamente francescane, che insomma anche allora come oggi riescono a infilarsi, insomma, ecco, e conquistare la stima, la fiducia di tanti, non necessariamente solo i cristiani. Ecco, ed allora questa è la caratteristica, quella che è stata la caratteristica di San Francesco in Terra Santa, andare pellegrino. Pellegrino è povero, pellegrino ricco non è pellegrino, è visitatore, ma il pellegrino è povero, sobrio, non ha nemici, ecco, è sottomesso ad ogni umana creatura, e questo è ciò che ha caratterizzato poi anche tutta la presenza francescana, impostata al dialogo, innanzitutto il dialogo con tutti, ma anche dentro proprio anche allo stesso tempo chiarezza della propria identità, della propria appartenenza. Ecco, erano chiarissimamente cristiani i francescani, non si erano mimetizzati o che se io, eccetera. Era un desiderio di incontrare tutti, di stare con tutti, ma da cristiani, chiarissimamente da cristiani. E non sempre il dialogo ha avuto successo, ci sono state le persecuzioni, ci sono stati i martiri, ci sono state tante realtà difficili, ma lo stile è sempre rimasto lo stesso, stile di pacifico, di accoglienza con tutti e così via. E Venezia, veniamo a Venezia, cerco
di essere breve, è stato vuol dire, una presenza importante. Ancora oggi nell'archivio, uno degli archivi più importanti di Gerusalemme è proprio quello della custodia di Terra Santa dei Francescani, che è il documento più antico del 1230. Quindi, ecco, ma un documento, un libro, ci sono diversi libri di questo genere molto importanti, molto interessanti, più che importanti, forse ma anche interessanti, è il libro delle condotte. Quando le navi arrivavano in Terra Santa, partivano da Venezia, molte venivano durante soprattutto il periodo d'oro della Repubblica, arrivavano in Terra Santa e scaricavano i beni necessari per i frati, quindi c'era la lista, non so quanto vino, perché il vino non si poteva fare, o i beni per le chiese, stoffe, gli abiti, insomma, e anche, insomma, naturalmente essendo francescani, libri, ma anche qualcosa insomma, di più banale, di più importante, salami, prosciutti, cose di questo genere. Insomma, ecco. E questo è naturalmente anche un patrimonio meraviglioso. Si sta creando adesso un museo cristiano di Terra Santa, un museo storico a Gerusalemme, e la parte veneziana sarà tra le più ricche, ecco, di doni che dalla Repubblica di Venezia arrivavano in Terra Santa come espressione di questo legame che c'era tra queste realtà. E ancora oggi, quando in alcuni conventi francescani ricordo del periodo veneziano è ancora importante, molto forte, Cipro, a Nicosia ci sono ancora i resti, insomma, della presenza veneziana. C'erano anche alcuni frati veneti che hanno fatto, questo è un aneddoto, insomma, nel convento di Nicosia, un'ala del convento si chiama San Francesco del Deserto, perché erano frati veneti che hanno voluto, era una zona un po' isolata, hanno voluto padre Umberto, insomma, a ricordo del suo noviziato, suppongo, ha voluto fare anche lì il suo San Francesco del Deserto a Cipro. Ma se andate ad Acri, San Giovanni d'Acri, vedrete all'ingresso, insomma, del chiostro del convento il leone di San Marco che domina, ecco, che il frate pugliese che stava lì, tra l'altro pugliese, ha voluto rimettere su perché avevano tolto, ecco, il leone di San Marco e così via. Insomma, per cui i legami commissariato di Terra Santa, cioè l'ufficio, quei frati francescani che si occupavano del legame con la Terra Santa, il commissariato di Terra Santa di Venezia era una delle figure più importanti per la custodia di Terra Santa, era personalità giuridica autonoma. Ancora oggi il convento di San Francesco della Vigna è intestato al commissariato di Terra Santa. Penso che dovrebbe avere anche un archivio interessante, insomma, ecco. Ricordo che gli austriaci, per l'ospizio austriaco, avevano chiesto di accedere all'archivio del commissariato di Terra Santa di Venezia, perché nel periodo austro-ungarico passavano attraverso il commissariato di Venezia per alcune questioni, insomma, anche legali e così via. Ecco, per cui questo è un po' il legame. Io non so dire se San Francesco, come alcuni dicono, l'ho imparato oggi perché al ritorno di Terra Santa è stato, come probabilmente è possibile sia stato a San Francesco della Vigna. Certamente comunque il legame tra Venezia e la Terra Santa era reale, è ancora reale, e Venezia è sempre stato un punto di approdo, di partenza per la Terra Santa. Storicamente, insomma, poi non devo insegnare ai veneziani, insomma, il legame che la Repubblica ha avuto con tutte le terre d'Oriente, passando anche attraverso la Terra Santa. E per alcuni momenti della storia, anche nel Rinascimento, anche dopo, in certi quartieri di Gerusalemme si parlava italiano a causa di Venezia, ecco, perché si doveva trattare con i veneziani, insomma, per dire. E i francescani avevano anche il compito dunque di insegnare l'italiano, di tenere vivo l'italiano e di fare anche un po' da legame con questa realtà. Detto questo, quel pellegrinaggio ancora oggi resta, il pellegrinaggio in Terra Santa è importante. È importante recuperare questa dimensione. Pellegrinaggio significa andare, lasciare la propria terra, andare in un altro posto, un'altra realtà, per incontrare, per fare esperienza, in questo caso incontrare il Signore. Abbiamo tutti bisogno di uscire dai nostri tempi, dalle nostre situazioni, per fare l'esperienza, come San Francesco, l'esperienza di Gesù. Quindi, ma il pellegrinaggio
oggi questo si percepisce meno, ma allora per andare in Terra Santa ci volevano mesi. Il pellegrinaggio aveva una preparazione, il viaggio era tutto un lungo periodo di preparazione e poi anche rientro. Oggi con 2 o 3 ore si arriva. Ecco, però il percorso di ruminazione e di visitare, insomma, di ripercorrere i luoghi e quelle esperienze sono ancora importanti. Quindi abbiamo bisogno di andare in Terra Santa, abbiamo bisogno di incontrare il Signore che è una realtà viva, reale, non semplicemente un racconto, è qualcuno che possiamo ancora incontrare nei sacramenti certamente, ma in Terra Santa anche in realtà concrete, storiche, e abbiamo bisogno di luoghi come San Francesco del Deserto dove recuperare, ecco, quelle esperienze, riviverle, staccandoci un po', come fece San Francesco, come ancora oggi tutti noi abbiamo bisogno, a cominciare da me. Ecco, il mio augurio allora è questo, è che attraverso queste iniziative, queste ed altre iniziative si possono recuperare e tenere vive e recuperare sempre maggiormente i legami storici, ma vivi, reali, tra Venezia e la Terra Santa, con i pellegrinaggi, ecco, ma anche con realtà culturali come questa, nel recupero anche di questi luoghi importanti che sono stati significativi per la storia del francescanesimo qui a Venezia, ma non solo. Grazie e buona serata. Ringrazio moltissimo l'Arcivescovo e mi porterò via un pensiero in un momento in cui viviamo, dove ovunque ci sono spade alzate e modernissime. Questa idea del francescano che infligge la spada nel terreno la trovo estremamente stimolante. No, soprattutto non solo in Siria, in Iraq, eccetera, ma un po' dappertutto, insomma, in Africa e in America Latina. Prima di invitare tutti a un breve brindisi che si svolgerà nella sala del cortile, noi la chiamiamo, insomma, questa qui, uscendo sulla destra e poi a sinistra, mi corre l'obbligo ancora di chiedo la pazienza vostra per 2 piccole comunicazioni. Una riguarda dei ringraziamenti che ritengo doverosissimi. Il primo naturalmente è la dottoressa Deborah Catarozzolo, alla quale dobbiamo l'idea di questo convegno. Alzati su, perché ti fai vedere. Poi ringrazio moltissimo il guardiano dell'isola di San Francesco del Deserto, padre Roberto Cracco, che mi sembra era anche un'ottima figura fotogenica, se non sbaglio, nel film. Eccola. Sì. Ringrazio ancora tutto il personale dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti e della Venezia Iniziative Culturali, che è la proprietaria di questo palazzo che ci ospita, in particolare però, consentitemi, il cancelliere dell'istituto, largo ormai alle donne, è Giovanna Palandri, il direttore che è Bruno Bertaggia, i collaboratori Sebastiano Pedrocco e Lucia Macaluso e il tecnico degli autovisivi Gabriele Scalvini, che è nascosto qui dietro, che hanno collaborato molto a questo.